Eccoci qua, buona serata, buon giovedì sera. È una serata speciale anche per me perché dopo diversi mesi questa sera si conclude il ciclo di questo, come lo chiama anche il fondatore, come lo chiamano i fondatori di Sicilian Air 2.0. Qualcuno dirà, e mo che si fa? E mo dall'11 marzo parte la nuova versione di Sicilian Air on stage. Avremo una bellissima location che è il Mob di Palermo, dove vi trasmetteremo in diretta sulle piattaforme di Io Compro Siciliano, su altre piattaforme che vi racconteremo nei prossimi giorni e magari anche delle novità che ci porteranno a essere insomma su diversi fronti. La differenza è che ritorneremo a vedere dal vivo anche degli artisti con tutte le misure ovviamente di sicurezza, il distanziamento, però la possibilità di sentire e vederli anche dal vivo, magari assaporare qualche micro esibizione live, con dei collegamenti che poi continueranno per quanto riguarda gli artisti non solo musicali, quindi artisti emergenti, nomi anche importanti della musica e anche i comici. Quindi ci sono delle belle novità. Dall'11 di marzo Sicilian Air diventa lo show musicale anche dei siciliani. Ringrazio come sempre Paolo Gatto che cura la regia di questa nostra diretta di giovedì, Marzia invece la donna della redazione e soprattutto voi che giorno dopo giorno vi iscrivete al gruppo. Siamo giunti ad oggi, fine febbraio, a 267.271 persone che si sono iscritte al gruppo e poi ci sono anche le migliaia di persone che cliccano mi piace alla pagina di Io Compro Siciliano su Facebook. Siamo presenti anche con la pagina YouTube. Bene, detto questo, saluto già chi si sta collegando con noi. Parto con l'unica donna stasera tra le nostre ospiti, tra i nostri ospiti. Ci colleghiamo con Mazzara del Vallo, classe 2003, quindi è molto giovane, si chiama Gloria. Eccola qua, ciao Buonasera Gloria. a tutti, ciao Vincenzo. E allora, per te, cara Gloria, tra poco parleremo di questo anno, nonostante tu studi da molto tempo e hai avuto delle esperienze, però il 2021, nonostante siamo in pandemia, per te sarà ed è un anno molto importante. Moltissimo, moltissimo. Bene, quindi tra poco, tra l'altro, con la canzone a video e annesso, insomma, molto bella da poter. Grazie. Ecco, tra poco ne parleremo. Ma intanto, da Mazzara del Vallo andiamo invece ad Agrigento, un'altra meravigliosa cittadina della nostra regione, con uno dei musicisti più apprezzati a livello nazionale. Ce l'abbiamo noi, solo noi, Osvaldo Loiagono. Eccolo qua in collegamento in questa serata. Ciao Ciao Osvaldo. ragazzi, buona serata, ciao, come va? Grazie per avermi invitato. Tutto bene, sai, poter parlare con uno che è cresciuto con i dischi di Jimi Hendrix, Eric Clapton, uno di grandi musicisti, caro Osvaldo. Grazie, è un onore per me essere qui con voi stasera. Grazie. Continuiamo il nostro giro di Sicilia perché andiamo adesso a Catania, quindi Mazzara del Vallo, Agrigento, Catania, con uno dei conduttori televisivi più amati perché è stato l'ultimo conduttore di Insieme su Antenna Sicilia, quindi abbiamo Cristiano Di Stefano collegato, eccolo qua. Ne resterà solo uno. Buonasera a tutti, buonasera Vincenzo, buonasera a tutti gli amici che ci seguono da tutte le parti del mondo, perché so che siete seguiti anche negli Stati Uniti, insomma Australia e tanto altro. Quindi è vero, poi c'è di portare un po' di profumo siciliano anche in giro per il mondo. Sì, l'obiettivo, la mission di Io Compro Siciliano, che poi con le condivisioni e con le visualizzazioni durante il corso della settimana raggiunge varie parti del mondo, è quello che noi stiamo aspettando di poter anche raggiungerli, questi italiani sparpagliati per il mondo, con anche dei punti di Io Compro Siciliano che si stanno preparando in giro per il mondo ad aprirsi. Io non voglio svelare, per esempio, non voglio parlare della Cina perché ci sono degli obiettivi importanti in Cina come in altre parti del nord Europa e non solo. Continuo il giro di consultazioni, fortunatamente quelle che non devono portare né a sottosegretari, ma a ministeri, ma soprattutto agli artisti siciliani. DJ Dario Caminita, eccolo qua nella nostra bella serata. Ciao Dario. Buonasera, bentrovati e complimenti per la pagina, c'è veramente un mondiale. Ma
Devo dire che Io compro siciliano nasce a inizio aprile, Paolo, correggimi se sai, inizio aprile 2020, cioè questa pagina non ha nemmeno un anno ed essere giunti a quanti siamo ad oggi, perché ogni giorno io poi li seguo e vedo che cliccano, sono reali, cioè perché io vedo poi che sono persone che pubblicano, che abbiamo dei mediatori che fanno un lavoro 24 su 24, 267.271 di persone realmente che esistono in giro per l'Italia, per il mondo, ci danno supporto. Dario, tu come visualizzazioni non scherzi, sto iniziando proprio te perché il tuo video ha totalizzato almeno, ha superato le 120.000 visualizzazioni ed è un video bellissimo che io ho visto, è quello che tu hai fatto nel monte, insomma, che sovrasta Palermo, dove c'è il Castello Tveggio. Castello Tveggio, sì. Ecco, una bellissima iniziativa con tanto di partner, ovviamente, di droni, super tecnologia, ma soprattutto la console che era con te per quale motivo? Perché hai deciso di fare questa operazione? Ma avevo desiderio di fare un DJ set che ovviamente nei locali non si può fare. E poi avevo il desiderio di far vedere meglio questa location. Ovviamente andare a suonare in un posto così prestigioso e difficile anche da avere come concessione non era facile, ovviamente. Però io ci ho provato in maniera abbastanza incisiva e soprattutto lo scopo era quello di far vedere le bellezze di Palermo. Infatti nel video, che dura circa 50 minuti, sì, c'è il DJ che mette musica, quello sono io, ma fare il DJ set classico con il DJ che mette musica con il Castello Tveggio alle spalle, e poi dopo 10 minuti sarebbe diventato noioso. Io non sono una bella donna, non sono neanche un bell'uomo, insomma, sono simpatico, ma non basta. E allora mi sembrava più doveroso dedicare le immagini alla città di Palermo, che spesso non è una città che non viene apprezzata. Io spiego nel video che è una città che amiamo, però quando siamo qui disprezziamo quello che abbiamo, poi in realtà appena ci allontaniamo, andiamo in Germania, Francia, Spagna, Australia, America, qualsiasi cosa sia, ci manca il calore, l'affetto, la cucina, insomma è una cosa che nel video spiego. E con i droni faccio vedere le parti belle di Palermo che molti non hanno visto, non conoscono, quindi il video l'hanno visto praticamente in tutto il mondo. 120.000 visualizzazioni non sono tantissime, ovviamente, ci sono tante, però nel mondo siamo tanti. Però ho visto molti commenti dall'Argentina, dal Brasile, dall'Olanda, dagli Stati Uniti, dalla California, molti italiani che vivono lì, e quindi insomma alla fine è stato veramente un grande successo. Tra poco con Dario parleremo che in questo periodo, ormai veramente da molti anni, da quando lo seguo, negli ultimi anni è partita la fase revive. Mi ricordo quando abbiamo cominciato a utilizzare questo termine revive, eravamo insieme all'interno di una radio e mi ha detto: Vincenzo, io questi li chiamo non remix, ma sono revive, ovvero dare vibrazioni nuove a dischi di successo. Ovviamente Dario Camini dà la possibilità direttamente alla base di avere le autorizzazioni, per esempio, di artisti del calibro e ovviamente il management, tutti. Cioè, fai due esempi così, per esempio. Vai. Io lavoro sui multitraccia originali concessi dalla Sony, Warner, Universal. Sto lavorando su Michael Jackson, ho fatto Mariah Carey, ho fatto Gloria Gaynor, Barry White, David Bowie, un mare. Sono 70 i revive che ho ritoccato, e da quando noi ci siamo visti un paio di anni fa, io stavo cominciando questa esperienza, da lì sono successe tante cose. È chiaro che se il prodotto c'è, va avanti. Viceversa, se io avessi fatto il cosiddetto remix, mettendo così un po' di groove sotto, non avrei ottenuto sicuramente il successo che stanno avendo, perché io lo vedo da dove li acquistano, perché il sito mi manda Sì. le posizioni, la geolocalizzazione di chi acquista. Chi è che acquista di più? Qual è la nazione che acquista di più? Immagino l'Italia, no? Sì, l'Italia è stato il primo paese che mi ha sostenuto. Poi in Italia hanno cercato invece
e perché poi ci sono altri siti dove si scaricano illegalmente. Bene. Non No, scritto- bene. No, mi hanno scritto che praticamente la maggior parte dei login del tentativo di scaricare in maniera gratuita era l'Italia, quindi noi siamo primi in tantissime cose. Sì. Però, ma chi è che non ha scaricato Senti mai? Dario, noi stasera abbiamo la possibilità di interfacciarci, di parlare con Osvaldo Loiacono, che è stato sideman con Amy Stewart, con Antonella Ruggero, con Mario Biondi. Parliamo di un musicista. Osvaldo, come si arriva a collaborare, a stare sul palco e quindi essere una parte integrante della cantante stesso, del cantante? Ma guarda, ho sempre pensato che si arriva a queste esperienze soltanto se semini bene. Quindi la mia missione è stata sempre quella di seminare bene, seminare professionalità, seminare personalità. E tutto questo, se è fatto in modo, diciamo, sincero, vero, e quando viene dal cuore, quindi spinti da una grande passione e da un grande senso di professionalità che è fatta di attitudine e tante altre, ovviamente, altri parametri che fanno parte, diciamo, del mestiere del musicista. Poi alla fine qualche risultato arriva, qualche telefonata arriva sul serio, ma quello che voglio sottolineare non è tanto il fatto di arrivare a stare sul palco insieme a questi personaggi che hai nominato, ce n'è tanti altri che magari adesso ricorderemo, però la cosa che voglio sottolineare è quella di esserci riuscito restando in Sicilia. Questa è una cosa bellissima. Era una delle mie mission, cioè quella di riuscire non tanto ad abbandonare la Sicilia per andare a fare esperienze, piuttosto cercare le strade per riuscire a fare quelle esperienze lì e a riportarmele nella mia terra e metterle a servizio anche di tanti ragazzi che con me poi studiano, tentano di far diventare la propria passione un lavoro, no? E ovviamente c'è l'orchestra jazz siciliana, Brass Group, c'è Fabrizio Bosso, c'è Fabio Concato, Mauro Ermanno Giovanardi, Mariella Nava, e voglio arrivare, mica po' Cristiano, che dici? Un bel po' di grandi nomi il nostro Svaldo. Hai sentito? Quindi Osvaldo, come diciamo noi, cummatti con tutti sti pazzi, perché tu devi sapere che il mondo dello spettacolo, per chi ha a che fare con i cantanti, con i comici, con gli attori, è un mondo abbastanza duro e complicato, vero Osvaldo? Esatto, ed questa è una delle sfaccettature che vanno a comporre il mosaico del musicista, cioè quella del fegato artificiale. Esatto. Che indossi per pensate ragazzi, voi che siete tutti volponi, vecchi volponi, mi ci metto pure io, perché dico poi dai 40 io ancora no, però da salire siamo un po' vecchi volponi. Pensate sta ragazza giovane Gloria, che tra l'altro, se non sbaglio, Gloria, tu hai partecipato anche al mega progetto di Natale dove hanno contato tanti siciliani, c'eri anche tu o sbaglio? Cosa intendi? Mega progetto quale? Avete cantato? Tu hai cantato a Natale? Cosa hai cantato? A parte a casa tua, hai cantato a Natale? No. Non hai cantato? No, sicuro che non hai cantato? Sicuro, Mi è arrivata una notizia allora sbagliata. Però scusami, mi risulta che c'è un video tuo pazzesco, perché tu fai visualizzazioni come una pazza, sei viralissima, ma tutti sti follower dove l'hai trovati? Cioè, come fai? Così giovane? Non se l'aspettava nessuno. Anche perché, ti dico la verità, sui social io non sono molto molto pratica, sto imparando adesso, perché insomma non è una cosa a cui ho dedicato molta attenzione, soprattutto in questi ultimi anni. Però devo dire che è stata una sorpresa, anche su YouTube, tutte queste visualizzazioni, non se l'aspettava nessuno. Per cui è stata veramente una sorpresa. Il brano sta andando molto molto bene, io sono felicissima di questi risultati. Si chiama 100.000 favole e anche il video è fighissimo. Chi c'è dietro a questo progetto? Vogliamo ringraziare anche chi ti sta supportando.
Ma certo, ringrazio tantissimo l'Anteros Produzioni, la mia etichetta, l'Igea che è la coautrice del brano, ho scritto con lei questo brano, ringrazio tantissimo anche Mario Fondarotto, la Gianfabi Production, che insomma ringrazio anche lui, sono qui questa sera grazie a lui, quindi ringrazio lui, ringrazio te per avermi ospitata, insomma ringrazio anche Giacomo Lanari che ha realizzato questo bellissimo video, sì, insomma tutta una squadra molto forte. Senti, sei molto giovane, tu in pandemia fai uscire la tua canzone, cioè tu in pratica in questo momento sei in promozione come molti altri della tua canzone nuova, della tua prima canzone nuova. Che significa una ragazza così giovane puntare tutta se stessa cioè con la pandemia, cioè a fare una promozione in questo periodo? Come stai facendo? Guarda, io non mi sono arresa, diciamo, ecco, nonostante la pandemia non c'è stato un momento in cui io mi sono fermata, non mi sono mai fermata in tutti questi mesi, insomma, quest'anno complicatissimo. Ho sempre continuato a lavorare, ho creduto nel mio progetto, ringrazio tantissimo anche Umberto Labozzetta che è il promoter, si sta occupando lui della promozione, che ha creduto in me, in questo brano sin dal primo momento in cui l'ha sentito. Non mi sono mai fermata, ho sempre scritto, ho sempre studiato anche a distanza, è stato molto complicato anche perché quest'anno è il mio ultimo anno, sono di maturità, domani compio 18 anni finalmente. No, auguri, brava, Gloria, 18 anni domani, brava, ti facciamo gli auguri. Senti, non ti posso cantare né io né Dario né Osvaldo né Cristiano, ti possiamo cantare tanti auguri perché siamo, credo, un po' tutti stonatelli rispetto a te che canti. No. Meglio così, meglio così. Allora, caro Cristiano Di Stefano, tu ultimamente, intanto vogliamo sapere come stai, perché anche l'altra volta me l'hai detto, la tua ripresa va bene? Va bene, devo dire che è stato un anno difficile sotto tutti i punti di vista, soprattutto quello della salute. Ci tengo a precisare che non parliamo di Covid, chiaramente ho avuto un incidentino che purtroppo mi ha causato la frattura di un'intera gamba, quindi sono stato 4 mesi fermo, 3 mesi a letto, 1 mese in ospedale, insomma è stato veramente tragico. Però adesso sto molto meglio. Faccio un piccolo excursus un po' su chi è Cristiano Di Stefano, un uomo che arriva dal mondo della radio. Ho avuto modo di incontrarlo, credo una ventina d'anni fa, all'incirca all'interno degli studi di Via Crispi di Radio Telecolor, dove insomma l'ho incontrato per la prima volta. Quello era un periodo fantastico perché c'era anche un'esplosione della TV privata e tu eri uno dei conduttori, per esempio, di Playa Bonita, lo ricordavamo l'altra volta, che uno di quei format che io mi ricordo perché devo dire, te lo ricordi, certo, la Playa Bonita faceva vedere il bel paese siciliano, è vero. Senti, ma che significa passare da Playa Bonita alla prima serata di Antenna Sicilia dopo tanti anni? E lo saluto ovviamente perché è un altro caro amico che salvo, la Rosa, dopo tanti anni passare a insieme e condurlo. Com'è stata quella cosa? Ti devo dire abbastanza traumatico perché chiaramente insieme aveva 21 anni di storia insieme a Salvo La Rosa, prendere il timone di questa trasmissione importante, tra l'altro in diretta, essere catapultato nel mondo della comicità, tanti comici, i cantanti, soprattutto seguire una scaletta all'inizio è stato veramente complicato. Tu pensi che io non ho dormito per circa 1 mese e mezzo, cioè 1 mese e mezzo io andavo avanti con la camomilla, con le gocce di Bach, perché veramente è stato pesante. Io all'inizio, cioè non sono mai stato così terrorizzato di stare su un palco. La prima puntata è stata veramente catastrofica perché io non mi ricordo neanche come ho aperto, cosa ho detto, poi mi sono rivisto e ho spento la televisione. E chiaramente il pubblico che era un po' sballato perché Salvo era andato via così all'improvviso, io venivo da Playa Bonita, mi ritrovo lì col vestito elegante, dalla spiaggia con i pantaloncini al vestito elegante, la gente mi diceva ma dov'è la Rosa? Ma come mai ci sei tu? Quasi arrabbiata perché giustamente
È come se uno che viene tutte le sere a cena a casa tua all'improvviso non si presenta più, Per, si presenta un per altro. 20 anni, guarda, io quando ho visto la prima serata, quando ho visto te che iniziavi questa nuova avventura insieme, ho detto non mi vorrei trovare al posto di Cristiano, ma semplicemente perché l'eredità era veramente troppo pesante e quindi però ce l'hai fatta. Poi hai fatto una grande stagione gestendo tutti i comici, tutti gli artisti nazionali, perché sappiamo che voi avete insieme una grande collaborazione, management importanti che portano tanti artisti al teatro ormai ABC quando si faceva lì. A proposito di artisti importanti, Osvaldo, tu hai avuto, devo dire, la bravura e la fortuna, grazie anche alla Gianfabi che abbiamo citato prima, di essere ancora il direttore, possiamo dire, artistico di Daria Biancardi e di Lidia Schillaci. Io ho visto anche la creazione del tour in arte Daria e devo dire che 2 anni fa, prima della pandemia, è stato uno dei tour più, possiamo dire, più forti anche della Sicilia. Sì, assolutamente, è andata bene, è stata una bella avventura perché abbiamo fatto poi 26 concerti in 2 mesi e mezzo, poco più di 2 mesi e mezzo, aprendo il tour al Teatro di Verdura, quindi in posti, come dire, tutti veramente, veramente incredibili. Tra l'altro Daria era reduce dall'avventura di All Together Now con Michelle Hunziker, eccetera. Quindi aveva avuto anche una bellissima affermazione, per cui, sai, il pubblico l'aspettava, perché Daria è una delle artiste più in gamba che la nostra isola possa vantare. E sebbene lei abbia sempre cantato il blues, il soul, che è la sua, come dire, la zona di comfort, no? Veramente dove eccelle come pochi, ma a livello internazionale, questo posso garantirvelo. E quello è stato un tour che, diciamo, strizzava l'occhio sia alle sue origini, quindi ancorate un po' al mondo di Aretha Franklin, a tutto quello che era successo, insomma, nell'America degli anni 60, ma strizzava l'occhio comunque anche al pop, quindi con grandi omaggi ai più grandi rappresentanti della musica pop italiana. Per cui è stata una bella avventura. Senti, Mario Fundarò Mario, che saluto, mi ha affidato la direzione musicale del tour, quindi sai, avevamo una band, guidavo una band di 13 elementi, per cui la cosa più importante lì, al di là della gestione musicale, che già è un onere pazzesco, diciamo il vero problema poi è quello di, diciamo, riuscire a fare un po' da cuscino a livello umano, sì, all'interno della band, perché lì, sai, l'uomo spogliatoio diventa importante per far sì che il tour, insomma, non abbia impedimenti. Senti, Osvaldo, io quando ho sentito a tale quale Lidia Schillaci, che poi ho avuto modo anche di intervistare, tra l'altro domani mattina nella mia radio, prima radio, sento Deborah Jurato. Ti ricorda qualcosa sto nome? Come? Sì, ma entrambe sono entrambe due carissime amiche, Lidia l'ho seguita anche come direzione musicale l'anno scorso, poi è stata alla tale quale. Ma fammi capire una cosa, come fa Lady Gaga, Lidia Schillaci, non solo l'imitazione, ma come ha interpretato il tutto, è una vocalità pazzesca. Come avete fatto? Ma non solo Lady Gaga, di cui tra l'altro, sai, la gente voleva assolutamente ascoltare la sua interpretazione di Shallow, ma anche tante altre, cioè... Eppure, pur trattandosi di una trasmissione nella quale comunque metti un po' da parte la tua personalità, secondo me la carta vincente di Lidia è stata proprio quella, invece, di far risaltare la sua personalità all'interno delle varie imitazioni, che è una cosa difficile, ma che a mio parere è
è una cosa fondamentale per ogni artista, quella di essere comunque riconoscibile, così come Sì. lo è Deborah. Hai fatto un altro Sì. nome, Deborah ha vinto tale quale, ha vinto Amici. Deborah è ragusana, l'ho seguita in tour, una forza della natura, qualcosa di pazzesco, una vocalità impressionante. Assolutamente sì. Ho avuto l'onore, insomma, di stare al fianco di tante siciliane veramente. Bravo Osvaldo. Fammi leggere un po' di messaggi. Viva la Sicilia! Fammi leggere ad esempio Alessia Bartoluccio. Paolo, caro regista, perché ci sono dei saluti che dobbiamo fare. Alessia, eccola qua. Allora dice: buona serata a tutti e un saluto particolare a Cristiano. Alessia Ciao Bartoluccio. Alessia! Ecco, poi c'è Davide Morici, buonasera a tutti gli ospiti di Silo Neri con il suo mattatore, grazie, giochiamo in casa. E poi c'è Carmelita della Guardia, buonasera. Poi c'è Paola Serpico, buonasera, io compro Siciliani, buonasera da Siciliani, bravi. Deborah, viva la musica migliore medicina la migliore musica, la musica migliore medicina dell'anima, e complimenti per l'identità forte dei vostri ospiti. E ancora c'è Ignazio che salutiamo, e Joe Blandi che ci segue dagli Stati Uniti sempre. Happy birthday Gloria, quindi questo è un saluto che ti giunge dagli Stati Uniti. Happy birthday. Allora, Dario, mi sembra di capire, dopo l'incazzatura iniziale, la rabbia, vedo tutti i DJ rassegnati, che è una cosa bruttissima. Ci sono state anche le manifestazioni importanti, mi ricordo delle fly case in Piazza Duomo a Milano. In questo momento è come se il comparto si sia rassegnato, cioè, che è una parola brutta da dirsi, però effettivamente, come dicevi tu, credo forse fuori onda prima, forse in questo momento speranza di ritornare a fare il DJ, cioè coloro come vocalist d'altronde che creano assembramento, forse in questo momento a breve termine non c'è speranza, vero Dario? No, anche perché come dicevo prima in fase di pre-trasmissione, è chiaro che le discoteche non sono facili da controllare, e io lavoro in discoteca da una vita. Io ho cominciato a lavorare in discoteca, avevo 15 anni, di nascosto, che non potevo neanche entrare. Quindi la mia vita è all'interno della discoteca e ho sempre fatto solo questo mestiere. È chiaro che poi, per fortuna, negli anni 90 ho cominciato a produrre musica, quindi è chiaro che mi sono salvato. Ma chi faceva il mestiere del DJ in questo momento è chiaro che è spacciato, chi fa solo quello. Ma c'è il rischio, Dario, c'è il rischio che questa parentesi che ormai dura da un anno e si sta prolungando crei il vuoto, cioè non si creino nuovi DJ per il futuro, cioè la gente dice: mo che faccio il DJ, mo comincio a fare il DJ, inutile, cambio direttamente. No, non credo, perché il momento in cui si decide di diventare un DJ, premesso che ci sono artisti qui oggi con noi e nessuno decide oggi per domani, come è successo negli ultimi anni: da domani faccio il DJ, papà mi compri la consolina da 3.000 euro, papà mette, io sta fortuna non l'ho mai avuta, e diventano DJ dal venerdì al sabato. Quindi lo facevano nei momenti in cui i locali funzionavano. Oggi è chiaro che cosa fai? I ragazzi di 14 anni cosa dicono? Io voglio diventare quello che produce i vaccini, che è la cosa più bella del momento, è che fai soldi. Oppure voglio diventare ministro, perché si cambiano governi, cose, entro, faccio politica, cioè cose più semplici. Chiaramente parliamo in maniera assurda, perché non è così. Però il DJ in questo momento no. Probabilmente anche l'artista, il cantante già potrebbero cominciare ad allenarsi. Ecco, il DJ io penso che in questo momento sia uno dei mestieri più sbagliati, anche perché, come ti dicevo, speranze di ripartire in discoteca no, quest'anno non credo. Allora, lo dico perché so che ti do un colpo al cuore a te e a tutti gli amanti della musica, cioè perché qua siamo tutti amanti della musica. È stata una settimana che musicalmente ci ha segnato. Quando è comparsa un'immagine di una divisione di due che secondo me sono tra i geni della musica moderna, Dario, la divisione dei Daft Punk penso che
è qualcosa, almeno io non mi aspettavo, era nell'aria, però ho detto, vabbè, questi due francesi non si divideranno mai, invece è avvenuto. Sì, purtroppo era già da tempo. Io quando li ho incontrati nel 2013 in via Medei, negli uffici della Sony Music, erano lì casualmente, ovviamente mi hanno chiesto di evitare di fare foto, insomma, Certo. non erano con i caschi lì, ma già lì il general manager della Sony mi fece capire finché dura è fortuna, in sintesi, come si dice in Sicilia, insomma, perché c'era già qualcosa che non andava, ma non era un problema di espressione musicale o mancanza di idee, perché sono avanti una vita e la loro musica rimarrà per decenni. Sicuramente sì, ma invece per cambiare, quindi viva i Daft Punk, per cambiare ti faccio un'altra domanda. Hai mai pensato di fare come ha fatto adesso Bob Sinclair nella sua ultima promozione dell'ultimo singolo su Instagram? Mi pare di averlo visto in calze a rete e minigonna mentre spolvera a casa sua tutta leopardata. Dario Caminita, faresti mai quello che fa Bob Sinclair? No, lo lascio fare a lui. Tra l'altro quando lui ha girato il video, in un momento di pausa avevamo fatto una videochiamata con lui perché gli avevo chiesto l'autorizzazione per fare una cosa, perché poi, non so se tu lo sai, con lui siamo diventati molto amici dal periodo del lockdown, perché lui passava i miei remix e quindi poi siamo diventati molto amici. E vederlo quando ho fatto la videochiamata per chiedergli l'autorizzazione, mi ha risposto La parrucca. Sono rimasto scioccato. Comunque è un personaggio fantastico. Lui se lo può permettere, perché lo vedi, ridi. Poi per chi lo conosce di persona è un personaggio straordinario, molto... E allora vado da Cristiano Di Stefano. Cristiano, tra qualche mese qualcosa nel mondo della televisione digitale succederà, nel senso che c'è in atto una riorganizzazione, non vado in termini tecnologici, tecnici, però voglio dire, si stanno muovendo le grosse aziende, Cairo, quindi la 7, Telecom, piuttosto Rai Mediaset, perché insomma si punta molto nell'acquisire canali, bouquet di segnali e quant'altro. Come vedi la televisione regionale da qui alla ormai al post pandemia? Ce la faremo? No, mi sa di no. Mi sa di no, nel senso che ovviamente i grossi gruppi come Mediaset, Rai, La 7 si stanno organizzando e hanno la possibilità di coprire anche un palinsesto, perché tu ben sai che coprire un palinsesto ha anche dei costi. Adesso sono stati diminuiti i contributi che davano alle televisioni regionali rispetto agli anni passati, ovviamente la televisione riceve meno contributi, il mercato pubblicitario in questo momento è totalmente a terra, a parte la radio, perché pare che la radio insomma invece stia incrementando, in qualche modo la gente sia più propensa ad investire in radio piuttosto che in TV. E la televisione regionale, la televisione locale dovrà adeguarsi a quelli che sono i prodotti locali. Ma a chi piacciono i prodotti locali? Togliendo quella fascia di pubblico, diciamo, di mezza età. I ragazzi di oggi non seguono neanche la televisione normale, lo dimostra il fatto che anche quando sono a casa, seduti sul divano o addirittura al cinema, perché io ho notato anche gente che va al cinema, cosa hanno in mano i ragazzi, ma anche gli adulti? Lo smartphone, quindi la televisione la segui e non la segui. Diciamo che il prodotto va più dirottato su quelli che sono i social. Tra l'altro adesso c'è questo nuovo social che sta andando in voga in questo momento, che è Clubhouse, che tutti voi conoscerete, che dà la possibilità di esprimersi vocalmente, in questo caso con la voce, un po' come si faceva ai tempi del baracchino. Ve lo ricordate i tempi del baracchino in cui si parlava in questi canali? Lì ci sono delle stanze in cui si comunica, e qui le aziende stanno anche investendo, dove presentano i loro prodotti proprio attraverso Clubhouse. Quindi secondo me la televisione locale sarà destinata pian piano a sparire. Mi spiace dirlo perché, voglio dire, è il mio mestiere, mi sto organizzando diversamente, quindi tu sei un esperto perché lo diciamo, non solo conduttore televisivo, ma sei un esperto di comunicazione e marketing. Tra l'altro lavori anche per conto di una grande azienda siciliana, giusto? Sì.
E per Allora, io seguo... per quell'azienda tu fai, fino a ieri sera, se non sbaglio, insieme ad altri amici, delle piccole sitcom, cioè live praticamente. Sì, io mi occupo della comunicazione di Comersud, che è un gruppo grossissimo in Sicilia, e l'idea di questa azienda è quella di investire sul marketing, diciamo così, molto su sitcom, su dirette improvvisate, su una specie di pubblicità indiretta, dove non si pubblicizza direttamente il prodotto, ma attraverso tutta una serie di situazioni viene fuori poi ovviamente il nome dell'azienda col prodotto. Ed è quello, no? Il Grande Fratello insegna, mi dispiace di citare il Grande Fratello che è un po' trash come cosa, però se voi fate caso al nuovo modo di fare marketing, il replacement, quello di vedere i prodotti magari dietro ai ragazzi o magari vedere i ragazzi che consumano i grissini, i grissi in bonne, ecco questo nuovo modo di fare marketing che sicuramente funziona rispetto al classico spot pubblicitario che ormai è visto, stravisto, c'è anche lì quando sei in televisione. Credo Cristiano che è stato testato dall'operazione che abbiamo citato prima di Dario Caminita, perché Dario Caminita fondamentalmente ha fatto un'operazione commerciale non indifferente, era praticamente brandizzato dalla testa ai piedi, non ha brandizzato Esatto. ovviamente il castello Veggio, però era circondato dal tavolo, la bibita, è vero Dario? Sì, alla fine si è unito Robe di K, è stato quello finale, sì, comunque sì. Le macchine, Sì. la Fiat, vabbè, lo possiamo dire. Insomma. Possiamo citare, guarda, mi stanno cominciando ad arrivare i messaggi alla proprietà, diciamo, ringraziamo ovviamente grazie a Comersud, abbiamo la Fiat, li menzioniamo tutti a sto punto. Vabbè, ma no, vabbè. Io la Comersud tra l'altro li conosco, cioè conosco il nome, salutiamoli, assolutamente sì. Due mondi diversi, quindi insomma. C'era la K, poi c'era una birra maltese. E poi qual era l'azienda alla birra? Qual era? Scusa, qual era Cis, l'azienda alla birra? Vabbè. Ok, ora mi faccio dire da Cis così grande messa là davanti. Dico sinceramente, tanto qua siamo c'è il commerciale di Io Compro stasera che sta cominciando in questi minuti a mandare dei messaggi. Salutiamo il grande Dario Effettivo, che è insomma il nostro responsabile del commerciale, e ovviamente salutiamo tutte queste aziende dicendo che prima o poi, chissà, magari si collabora tutte insieme. Io chiedevo magari ad Agrigento, Osvaldo, per par condicio, e si prepari anche la ragazza, la nostra Gloria, c'è qualche azienda che dobbiamo menzionare? A te c'è qualche azienda privata? No, più che par condicio direi parco archeologico. Venite a visitare i templi. Bene. E allora, io direi di Gloria, dove possiamo trovare il videoclip e la canzone? Su tutte le piattaforme? Assolutamente sì, su tutte le piattaforme digitali, YouTube, esatto, tutti i digital Dolan, tutti. Come la canzone si intitola? 100.000 favole. Ecco, benissimo. Allora ti faccio un grande in bocca al lupo e ti aspetto poi, magari da qui all'estate, a Palermo per venirla a presentare Unplugged, va bene? Un lupo con grande piacere. Ciao Gloria, un bacio. Ciao. Ciao. Osvaldo, senti, infatti il responsabile mi ha scritto adesso, continuate, che sto... Va bene, ok, quindi salutiamo il responsabile commerciale, io sono felice, il mio contratto comunque, caro Dario, è blindato fino a fine 2021, quindi cortesemente, poi andiamo casomai a causa. Osvaldo, scusami, sì. Ma il fatto che si possa rientrare magari nei teatri o negli anfiteatri contingentati, almeno per i live, perché la discoteca ovviamente è puro assembramento, ma se ci vediamo l'artista cantare o un tour di una trasmissione lì seduti, magari un posto sì, due no, si può fare? Secondo te arriverà? Franceschini, ho sentito quest'oggi, ha detto io credo che parole ragazzi che vadano in cielo, dal 27 marzo si potrebbe ipotizzare una riapertura dei teatri. 27 marzo secondo me sarà dopo Pasqua comunque. Ma guarda, io penso che attualmente è una frase che sembrerà vista, rivista, letta e riletta, ma tutti dicono i teatri sono probabilmente ad oggi i posti più sicuri. C'è dubbio. Ma sicuramente con le dovute precauzioni, basta
rispettare i protocolli assolutamente. Io per quanto mi riguarda... Scusa Osvaldo, perché poi a me mi gira l'embolo ogni puntata quando parlo di teatri, proprio no, perché io trasmetto Sì. dentro un teatro con la radio la mattina. Immagino. Cioè, mi dicono, un teatro chiuso, desolante. Io sono all'interno di un teatro che si chiama Orione, che è un teatro enorme, faccio quel corridoio per andare nello studio e sento l'eco dei miei passi, dico guarda là. E ora mi dicono che per entrare eventualmente in teatro verso uno spettacolo ci vuole l'FP2, mi pare, o FP2, no? Dario, come si chiamano queste mascherine? Quelle speciali. Sì, mi pare così. Ecco, cioè loro mi devono dire da quando, cioè, in questo anno, perché non hanno detto la stessa cosa per andare in un supermercato o andare in altri luoghi. Adesso per entrare in teatro devi avere la mascherina, cioè raga, ma stiamo scherzando? Guarda, è sicuramente, stiamo scherzando? è sicuramente abbiamo assistito a dei controsensi, come dire, inverosimili, come se si volesse quasi mettere da parte la cultura e l'arte, non so. Secondo me ha fatto paura. Allora, io ho un presentimento. Ma l'arte fa paura perché vederci tutti insieme in teatro a commentare magari uno spettacolo che potrebbe distrarre l'attenzione secondo me sta cosa poteva dire aspetta, no, facciamo che per il momento non li facciamo andare. Io ho un'impressione che è questa qua. Che è impossibile, Osvaldo, che in un teatro, pure che ci metti in un teatro di 1000 persone, ce ne metti 400, tutti distanziati, con la mascherina, ecco, non c'è nessun tipo di pericolo. Se io oggi pomeriggio vado al supermercato, sono andato al supermercato, c'erano 1500 persone, tutte, senza controlli, quindi vi stavo parlando. Scusate, posso dire una cosa a proposito del... non voglio fare il megalomane che fa Siri, però senza andare neanche tanto lontano, io l'altra mattina stavo andando fuori Palermo e sono passato davanti a una chiesa. Io ho tanto rispetto per la chiesa, ma la chiesa era stracolma, certo. ed è un'ora la messa, e lo spettacolo in teatro pure un'ora. Sì, chiaro. Quindi si mettono distanziati, anzi in teatro i posti sono obbligatoriamente almeno uno lo puoi annullare. E si possono fare nominativi, e siccome si possono fare anche nominativi, cioè qualora succedesse capito? Punto, si possono fare ma tra l'altro, perdonatemi, io per esempio l'estate scorsa abbiamo avuto la possibilità in extremis di recuperare una stagione ormai andata perduta, e tra agosto e settembre abbiamo potuto suonare sui palchi, abbiamo potuto fare spettacoli organizzati rispettando i protocolli. Non c'è mai stato un caso venuto fuori da questi spettacoli, e parliamo di spettacoli in cui in totale si saranno radunate, in totale dico tra i vari spettacoli, perché è chiaro che i posti a sedere erano diminuiti drasticamente, ma si sono come dire susseguite almeno 5-6 mila persone, voglio dire. Non c'è stato un caso, poi magari andavi ai lidi ad assistere a scene raccapriccianti. Sì, è vero. Sta cosa mi mette molta rabbia. Non so se adesso il Franceschini 2, che sarebbe, lo ripeto, è un ministro di nostra... Cioè noi ci appigliamo a Franceschini, perché essendo il ministro della cultura che abbraccia tutto, noi speriamo che Franceschini possa attuare la riapertura dei teatri e degli anfiteatri. Quindi questo è quello che insomma dobbiamo fare. Allora, aspetta. No, mi ha scritto Dario, correggendo, sto segnando. Segna pure, perché sono potenziali clienti. Detto questo, io Osvaldo ti aspetto, lo so che noi ci vedremo, perché io parto l'11 marzo dal vivo dal Mob di Palermo. Wow. Tu arriverai in concomitanza, siccome già lo so, con la presentazione, credo, di un progetto nuovo che riguarda proprio Daria. Quindi cercheremo di coordinare il tutto per l'ospitata di Daria e di Osvaldo Loiacono al Mob di Palermo con Sicily On Air live. Guarda, va bene? Non vediamo l'ora.
Ma di guarda, tornare a sto gustare un po' di sentendo, sana musica dal sto vivo. sentendo alcuni artisti che saranno giorno 11, si stanno preparando, proprio oggi stanno cominciando a fare piccole prove di alcuni degli ospiti che ci saranno, ed erano emozionati anche nel fare la prova, cioè anche di questa micro esibizione che Certo. faranno dal vivo. Dicono: Vincenzo, siamo emozionati perché non facciamo questa cosa da tanto tempo, quindi speriamo di riuscirla a farlo. Ho degli incubi da qui all'11, perché mi vedo tipo l'esercito davanti il locale. Mo che fate? Va, facciamo No, televisione. vedrai che andrà tutto liscio Facciamo e televisione. molta Vabbè, gente ha sete di normalità. è Quella vero. che era la nostra normalità adesso sembra qualcosa di stratosferico, ma torneremo alla normalità piano piano. Maestro, grazie. Osvaldo Loiacono, ci vediamo presto a Ciao Palermo. ragazzi, è stato un Grazie, piacere ciao. stare Ciao con voi. Osvaldo. Ciao, Ciao, Osvaldo, ciao. complimenti, Grande, Grazie a grande, te, grande. complimenti a voi ragazzi, un abbraccio forte. Ciao. Sto notando che man mano andiamo avanti, cioè che poi è la cosa dei social, più avanti vai nella sera, è probabile che raggiungi picchi anche di utenti elevati, che so, anche in piena notte. Questo mi fa capire che la gente comincia a collegarsi molto tardi e che dorme sempre meno. Cioè, praticamente se uno fa un live, una Io non hai diretta... che fare a mattina. Bravo, bravo, sicuramente anche questo. Senti, allora, Cristiano, intanto ringrazio te Grazie a te, Vincenzo. ti aspetto, proverò a invitarti da qua a giugno per averti magari anche nel mio piacere. live a Palermo, va bene? Con piacere. Buonanotte, Ciao, salutami, Dario, salutami, grazie, ragazzi. salutami grande. Idda, salutami Idda, salutami Idda. Te la saluto. Guarda, ciao. Ciao Cristiano, ciao. Ciao Cristiano. E concludo questa serata con l'amico mio Dario Caminita. Una parentesi, Cristiano è un grande. È vero, Ha è detto vero. bene, lui è moderato, io lo vedo in televisione molto, però vedi che l'eredità di un programma fatto per decenni Sì. in un'altra maniera, con un'altra persona, cioè Sì. un'impresa ardua. Sì, no, devo dire che se l'è portata benissimo ed è un grande professionista. Questa l'ho voluto omaggiare anche questa sera, insomma, perché poi tra colleghi si dovrebbe far così, almeno questa è la mia linea editoriale. Teoricamente, però sai, uno semina, poi si vedrà, insomma, se raccoglie bene. Dario, io so che tu stai facendo tanti progetti discografici, la radio, che so che sei in onda anche dagli amici di Action, giusto? Sì. Faccio un programma che si chiama L'Ora Dario, abbastanza banale, anche se non l'ho inventato io questo nome, me l'ha suggerito Sergio Frisch, che mi ha detto: L'Ora Dario è il tuo programma. In sostanza, in un'ora racconto la storia, gli aneddoti della disco music, della musica funky, degli artisti che hanno creato la musica quando la musica si faceva con i musicisti. Insomma, racconto anche le strategie, le promozioni che sono state fatte, gli aneddoti, la concezione delle band storiche. Insomma, una bella carrellata, dura un'ora e una volta a settimana, con replica il sabato. Insomma, una cosa molto Bravo. Senti, allora, noi ci vediamo, io dico a tutti ci vediamo presto, ma realmente, perché dall'11 comincio questa avventura al Mob di Sicily On Air on the stage. Penso che sia una bella cosa. Prima o poi facciamo che tu mi vieni a trovare in una delle puntate che faremo. il Mob, cioè, è a un tiro di schioppo da casa mia. È appunto. Grazie a Mister Dario Caminita. Buonanotte, Grazie a te, Dario. Vincenzo. Grazie. Ciao, Grazie. grazie a Complimenti te. per il gruppo, complimenti per il grande gruppo. Grazie mille. Ciao Dario, buonanotte. Ciao. E allora io ringrazio Paolo che è stato regia, ringrazio Marzia, ringrazio i fondatori. Si chiude una parentesi. Questa parentesi che è durata dei mesi dal mio studio, che ho fatto con tanto amore, che ho disegnato, che ho voluto, però siccome bisogna andare avanti, bisogna crescere, ce la metterò tutta e ce la metteremo tutta dall'11 marzo con la nuova edizione di Sicily On Air. Passatevi un bel Sanremo. Noi nel frattempo ci prepariamo poi a ritornare dal vivo. Grazie ancora, buonanotte a tutti, viva Io Compro Siciliano. A giovedì 11 marzo.